Buona giornata, buonasera cari telespettatori. Ben arrivati come sempre alla nostra diretta, quindi potete partecipare, in modo particolare mandare i vostri messaggi. Lo dico già in premessa perché con le telefonate ci potrebbero essere dei problemi, abbiamo le linee super intasate ormai da un paio di giorni per le richieste che ci sono di sintonizzazione, come trovare il canale, eccetera. I nostri tecnici sono anche impegnatissimi tutto il giorno ininterrottamente a cercare di darvi le risposte, quindi magari potete avere un po' di pazienza, comunque cercano anche di smistare le telefonate in questo senso. Allora, il tema di quest'oggi è di grande interesse, lo vedete sul titolo, emergenza per il commercio, e lo vediamo sotto diversi punti di vista. Da un lato il clou della trasmissione vuole vertere a spiegare agli addetti ai lavori e non addetti ai lavori, sono veramente tanti, per la regione del Veneto una nuova legge sul commercio che va a cambiare certi presupposti. Come e in che termini lo discuteremo e vedremo di capirlo meglio insieme ai nostri ospiti, ma ci sono poi delle aperture importanti che possono dare anche delle prospettive. Alla luce però di questa situazione vediamo analizzare anche come si sta configurando la situazione del commercio, perché molti che lavorano nel settore ci hanno scritto, ci hanno telefonato, hanno detto che ci sono grossissime difficoltà, che noi dovremmo farci portavoci presso le istituzioni o gli addetti ai lavori di un disagio fortissimo, di crollo di consumi, cosa verissima, perché lo spread scende, per carità c'è 303 punti quest'oggi, però un'indagine condotta da Confesercenti e SVG dice che quest'anno la spesa sarà come minimo il 3% in meno per il Natale e che le tredicesime, dati che sono emersi un po' ovunque, verranno spese quasi esclusivamente per il 90% delle famiglie per tappare i buchi delle tasse, l'IMU principalmente. E poi l'IMU non soltanto per tutti i cristiani, ma per anche quelli che hanno un'attività commerciale o hanno un capannone o esercitano un'attività produttiva pesantissima. Abbiamo dei dati che sono stati prodotti che mostrano cifre di 700-800 euro in più come media rispetto agli anni passati. Se questa non è emergenza, vedete un po' voi. E poi per i tanti che lavorano nel settore, la campagna che è stata organizzata a livello nazionale dalla Confesercenti in collaborazione con la CEI relativamente alle domeniche di riposo, cioè cercare di dare un freno a queste aperture continue e sconsiderate. Alcuni dicono però c'è più posto di lavoro perché sono stati assunti dei giovani, ma è vero questo oppure no? Si tratta di un cambiamento delle abitudini che porta a che tipo di danno o di vantaggio? Insomma, vediamo di parlare di tutti questi temi insieme, quindi anche quelli che potreste suggerire voi, come avete fatto con le mail delle settimane passata, con i nostri ospiti che vi presento subito. Ben arrivati consigliere regionale del PD Roberto Fasoli, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che all'opposizione, però comunque in consiglio regionale, addetto ai lavori, si sta occupando di questo progetto di modifica e speriamo anche che i tempi ci consentano di entrare in una fase di stand-by e capiremo perché è pericolosa. A spiegarcelo sarà anche Maurizio Franceschi, che è il direttore regionale della Confesercenti. Ben arrivato qui con noi. Grazie. Tra l'altro tra coloro che si sta muovendo moltissimo per questa liberalizzazione il controllo delle domeniche, più che la liberalizzazione che c'è già stata. Michele Lacchin, che ci supporterà nel centro studi Confesercenti nel capire la ricerca che è stata condotta, molto interessante, sulle abitudini, usi, costumi e sulle tendenze un po' del consumo in generale. Grazie di essere qui con noi. Ci sta raggiungendo, sta arrivando da Verona ma è quasi tra poco qui con noi, anche il sindaco di San Donà di Piave, in realtà anche presidente della provincia di Venezia, e quindi ci darà un ulteriore apporto Francesca Zaccariotto, perché come sindaco ha anche in capo l'onere del discorso dell'IMU e poi si trova il San Donà di Piave, per chi non la conoscesse, è adiacente a un centro commerciale, la cittadella diciamo così della moda, che ha provocato non pochi problemi, ma essendo presidente della provincia di Venezia ci potrà dire, come molti chiedono, cosa succederà, città metropolitana sì o no, cosa cambierà anche per le attività commerciali, in meglio, come ha detto il presidente degli industriali di Venezia, Luigi Brugnaro, oppure no? E sentiremo anche i nostri ospiti che cosa hanno a dire al riguardo. Apriamo subito con un servizio. L'Italia, che con le misure di austerità imposte dal governo di Mario Monti ha subito il peggiore calo dei consumi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, potrebbe avere bisogno nel 2014 di una nuova manovra. A lanciare l'allarme è l'OCSE, l'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo Economico, che oggi ha tagliato l'outlook, la previsione di crescita del nostro Paese. Sul 2012 l'ente parigino stima infatti una contrazione del PIL del 2,2%, più di quanto ci si aspettasse, mentre è atteso un ritorno della crescita sul 2014.
L'Italia, infatti, si legge nel documento, ha intrapreso un cammino doloroso ma necessario che riuscirà a risollevare il Paese da una decade di stagnazione economica e l'esecutivo che gli succederà, si scrive, dovrà proseguire sulla stessa linea di riforme strutturali e consolidamento fiscale. Immediata la reazione del governo che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno della valutazione positiva del suo operato. Così infatti recita il comunicato di Palazzo Chigi, che ribadisce di aver agito in conformità con quanto richiesto dall'Unione Europea, sottolineando che in questo modo il Paese è stato in grado di evitare lo scenario peggiore, in altre parole un circolo vizioso tra austerità e recessione. Per questo il Ministro dell'Economia non ritiene che a breve ci sarà bisogno di nuove misure per centrare gli obiettivi di risanamento. L'Italia ha le carte a posto, dice Grilli, gli investitori siano tranquilli e conferma che la ripresa è attesa per la fine del prossimo anno. Riteniamo che l'anno prossimo sia un anno di stabilizzazione, poi col secondo semestre l'economia ricomincerà a crescere. Ma l'Ocse vede nero anche per quanto riguarda il mercato del lavoro. Se da una parte apprezza la riforma messa in atto in Italia, dall'altro snocciola dati cupi, con il tasso di disoccupazione stimato a 10,6% nel 2012 e destinato a salire fino a quasi il 12% nel 2014. Dati e prospettive comuni comunque ad altre nazioni, tra cui la Spagna, anche se l'Ocse, nel caso di Madrid, lancia un appello: basta austerità, altrimenti il Paese tracolla. Eh sì, il Paese rischia il tracollo. Tra l'altro la Camus ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che in realtà le previsioni per il 2013 sono tutt'altro che rose. Il commercio poi è il primo a risentirne, Maurizio Franceschi. Tra l'altro, se non si interviene con questa nuova legge in tempi brevi si rischia anche qualcosa di peggio, no? Beh, in realtà noi avremo bisogno, assieme alla legge, anche della ripresa economica, perché il commercio sta soffrendo soprattutto sul piano dei consumi. Il fatto che in questo periodo si stia segnando una recessione, diciamo così, evidente dei consumi, accompagnata da un tasso di disoccupazione che anche nel Veneto è di circa il 6,3%, certo meno rispetto al dato nazionale che è del 10,6%. La tanta cassa integrazione che abbiamo anche in questo nostro Veneto, tutto questo ovviamente determina una forte recessione dei consumi. E a questo si aggiunge, a questa situazione estremamente difficile del commercio, si aggiunge la concorrenza e la competizione che i commercianti e i piccoli negozi hanno con la grande distribuzione, e per ultimo si è aggiunta questo elemento ancora diciamo di grande disagio per i commercianti, che è legato alla liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali. Quindi sono tutti elementi che vanno guardati con molta preoccupazione, perché questo sta determinando da una parte la chiusura di tantissime attività commerciali, tanti piccoli imprenditori che dai segnali che abbiamo già a fine anno probabilmente chiuderanno la propria attività, e questo porta anche a un impoverimento di quello che è quel ruolo e quel servizio essenziale per le città e per le comunità che viene garantito dal piccolo commercio. L'obiezione che alcuni hanno posto sono state famiglie più che altro, dicendo che però con questa liberalizzazione i centri commerciali hanno fatto nuove assunzioni di giovani. Magari anche questo dato qua è un dato che non corrisponde alla verità. Nel senso che ci sono state delle assunzioni, certamente, sono state tutte assunzioni precarie. Più che altro si è lavorato nella riorganizzazione. Se lei parla con le organizzazioni sindacali ma anche con i lavoratori, lei vedrà che è cambiata, e i telespettatori devono sapere che è solo cambiata l'organizzazione del lavoro. Quindi, e dall'altra parte queste aperture hanno messo in difficoltà i piccoli commercianti e si sono persi dei posti di lavoro stabili, fissi. Lavoratori a tempo indeterminato sono stati sostituiti con dei lavoratori precari e con una nuova organizzazione. Quindi
Anche la recente indagine che è stata fatta da parte di Union Camere regionale per conto della Regione, che ha voluto monitorare che cosa è successo in questo anno a seguito della liberalizzazione, conferma tutti questi dati sia da un punto di vista occupazionale sia da un punto di vista dei consumi, che anche qui non hanno, uno degli obiettivi della liberalizzazione era occupazione, rilanciare i consumi che avrebbero determinato un aumento del prodotto interno lordo. In realtà è stato un fallimento su tutta la linea, perché l'occupazione non è aumentata, i consumi non sono aumentati, anzi mai abbiamo registrato una recessione così forte, il prodotto interno lordo, l'abbiamo sentito dal Ministro Grilli, forse nel secondo semestre del prossimo anno ci sarà una ripresa, ma anche questa va presa così come un auspicio e una speranza. Assolutamente, intanto ben arrivata anche Francesca Zaccariotto, che avevo preannunciato ci avrebbe raggiunto e ci ha raggiunto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Adesso dico signor Sindaco, dopo dirò Presidente, perché la domanda un po' la giro anche a lei, dopo passiamo anche al consigliere, sentiamo la Kinle Ricerche. Qual è la situazione nel suo comune? Alla luce di crisi dei mercati, consumi, eccetera, IMU, che puoi capire se lei che scelta avete fatto nel vostro comune dell'applicazione dell'aliquota. Cosa si sta paventando? Cittadella attaccata lì della moda, che comunque ha detto che chiude Natale e 26, anche ha annunciato, cioè almeno traiamo notizia dal quotidiano. Un po' di merito ce lo prendiamo su sta cosa. Sì, no, dopo lo diciamo, infatti, il merito giustamente comunque ha annunciato che chiude. Quindi niente protezione civile per stavolta. Beh, ma la protezione civile arriva in occasione dei saldi. Ma credo che la situazione di San Donà potrebbe definirsi simile a quello che avviene nelle altre città, se volessimo non tener conto, insomma, di una realtà quale quella appunto dell'outlet, che ha creato un cambiamento radicale sia dei consumi sia della presenza in città, no? di potenziali acquirenti. Ma il problema dov'è? Che purtroppo noi ci troviamo con queste strutture enormi che si inseriscono nella città e che secondo studi vengono posizionate fuori delle uscite autostradali, e che l'analisi viene fatta prevalentemente nel comune dove c'è l'uscita dell'autostrada, senza poi considerare che effettivamente in piccole realtà è difficile parlare di centri storici, è difficile parlare di presenza significativa di attività commerciali, e quindi tutti gli eventuali effetti negativi si ripercuotono più nelle città limitrofe. E quindi, per tutto rispetto che ho del mio comune limitrofo, che è Noventa di Piave, che non arriva ai 10.000 abitanti, è chiaro che il peso sulla città di San Donà di Piave, che ha 42.000 abitanti, che comunque poteva beneficiare anche, no, di un bacino di utenza che si riferiva a San Donà di Piave, quale città più grossa della parte del Veneto orientale, oggi si trova forse la città che soffre di più per la presenza di questi centri, chiamiamoli della moda, ma io devo dire che oggi se uno va a visitare un outlet non trova più solo il vestire, ma trova le pentole, trova i cioccolatini, trova il profumo. È una città alternativa, una città dei consumi alternativi. Ecco, allora ci sarebbe molto da dire rispetto al coordinamento che c'è con un territorio quando si inseriscono queste realtà, coordinamento che è solo per pro forma previsto dalla legge, perché dice che quando ci sono le conferenze dei servizi partecipano anche i comuni limitrofi, ma che non hanno nessun peso da un punto di vista di voto eventualmente negativo, come ad esempio è stato per il caso di outlet. Allora io credo che queste situazioni andrebbero studiate molto prima, e invece purtroppo noi viviamo in una realtà dove prima si combinano i guai e poi si va ad analizzare perché questo è accaduto, quando ahimè c'erano già diverse realtà che avevano vissuto situazioni analoghe che potevano benissimo essere prese di esempio. Oggi noi ci troviamo quindi con un comune come il mio che non riesce a competere con una realtà come quella, ma né
da un punto di vista di attrazione né da un punto di vista di offerta. Quindi l'offerta è chiaro che noi non abbiamo negozi a quei livelli, non abbiamo la possibilità di creare appuntamenti di attrazione. Penso solo adesso al Natale, no? Tu passi di là, vedi un tripudio di luci, passi nel mio comune, dobbiamo fare i conti con le disponibilità economiche, dove purtroppo se tu metti una luce in più vieni contestata, perché viene detto che in una crisi molto probabilmente ci sono altre priorità, che può essere vero, ma anche la situazione dei commercianti che devono lavorare è una priorità, perché dietro ad ogni negozio ci sta una famiglia, 2 famiglie, 3 famiglie, e quindi non andare incontro a degli appuntamenti che possono portare gente in centro significa non partecipare a quello che è un percorso necessario che ha il commerciante. Potremmo parlare del problema della sicurezza o di molto altro che dopo ne andiamo ad affrontare. Il problema è, voglio dire, visibile in un momento come quello di oggi, oppure tu hai il comune che cerca di proporre attività anche culturali che gli altri te li fanno per strapparti quello che ha il cliente. Quindi totale, questa è la situazione. Sembra che gareggiamo, consapevoli però che non partiamo, voglio dire, con le stesse condizioni, e quindi siamo perdenti dall'inizio. Dopo, e concludo, c'è anche una mentalità, secondo il mio punto di vista, del commerciante, che nel momento in cui si posiziona all'interno dei centri commerciali accetta tutta una serie di regole che il centro commerciale gli impone, no? Ecco, dalle vetrine, dai costi, dagli appuntamenti, dalle aperture. Nel centro urbano, nel momento in cui va nel centro urbano, tra virgolette, si ribella e attribuisce ad altre istituzioni, ad altri soggetti una serie, voglio dire, di cose che invece, se le vedi nel centro commerciale, le fa direttamente il negoziante stesso, e quindi anche con un intervento che rischia di essere a singhiozzo, perché mentre c'è uniformità di posizione, anche se imposta, nel centro commerciale, in un centro urbano, magari anche pensiamo solo alle aperture, quelle serali o domenicane, ti trovi che il 30% risponde e l'altro 70% Ma da questo torniamo chiuso. perché è un'osservazione molto interessante anche per sentire cosa ne pensano. C'è una telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Pavanello. Da dove chiama? Buonasera. Allora, io per lavoro purtroppo sono quasi sempre in Lombardia. E quando ritorno, e vedo spesso, perché a San Donà spesso ci sono, vedo delle grandi realtà che sono chiuse la domenica, e mi chiedo, ma perché in Lombardia sono 20 anni che sono aperti sempre la domenica, e qui da noi c'è ancora qualcuno che l'attività di servizio la vede come un'attività industriale, da chiudere quando chiudono gli operai. Poi ci si lamenta che magari non si lavora, e parlo di grandi realtà, anche di grandi gruppi. Vedo invece Jesolo, ad esempio, che insomma ci sono dei centri commerciali nuovi che sono nati, sono aperti tutte le domeniche e si segue più una mentalità futuristica. Quindi credo che una delle realtà, poi anche di vendere poco, sia anche essere poco disponibili quando la gente è a casa. Ho capito, va bene, certo. Sì, questo può essere vero. Grazie, però, adesso vediamo di dare una risposta. Questo può essere vero, però è anche vero che forse il signor Pavanello non sa che le aperture domenicali fino a pochissimo fa erano condizionate da un numero preciso che la legge dettava, mentre le realtà turistiche o le città d'arte famose potevano liberamente tenere aperte tutte le domeniche, quindi questo è stato un problema sempre discusso. Oggi sembra risolto con le varie posizioni che ci distinguono, come quella di Confesercenti, della Chiesa ed altri che ritengono le domeniche da rispettare, però il paragone con una Jesolo rispetto ad una San Donà non può reggere, proprio perché una è città turistica e l'altra no, e la battaglia di 90 verteva proprio su questo aspetto, voler avere il riconoscimento di città d'arte, perché turistica non lo poteva essere, perché l'outlet potesse essere aperto tutte le domeniche come fanno i centri commerciali di Jesolo in tutto l'anno. C'ho la grande fantasia a pensare 90 città d'arte. Infatti, consigliere, cosa dice a questo proposito? Dico che questa lettura è una lettura condizionata da una visione del passato, quella del telespettatore, perché ormai tutti gli esperti, abbiamo ascoltato in commissione regionale
gli esperti per esempio del Politecnico di Milano, che ci dicono che ormai gli spazi per la grande distribuzione organizzata, i centri commerciali, i grandi outlet, sono consumati. Siccome il raggio di azione di questi grandi centri arriva fino a 90 km, quindi vuol dire una percorrenza di 1 ora e mezza circa, non c'è più posto per questo tipo di insediamenti, e anche la grande distribuzione in paesi simili al nostro, ad esempio la Francia, dove i centri ci sono, a differenza degli Stati Uniti dove non esiste il centro città, diciamo, c'è Main Street, ma il centro città non è come esiste da noi il centro della piazza, della chiesa, del municipio, del teatro. Anche in Francia si sta profondamente ripensando questo tipo di distribuzione. I dati che prima venivano ricordati sono dei dati che confermano anche una precedente ricerca fatta dall'Università di Padova, e quindi veramente qua nessuno, almeno io personalmente, non ho nulla contro la grande distribuzione, dico solo che un'idea moderna oggi tende a dare delle risposte differenziate, mantenendo la grande distribuzione ed evitando di cadere nelle condizioni che prima il sindaco ricordava, cioè di essere ricattatori nei confronti dei comuni che fanno fatica ad opporsi a volte alle offerte che fa la grande impresa multinazionale, che quindi è in grado, diciamo così, di in qualche modo influenzare il giudizio del comune, che non avrebbe diversamente gli strumenti per fare delle opere cosiddette di compensazione. Però ecco, bisogna avere una visione diversa. Abbiamo avuto una sbornia di immaginazione che ci pensava che il commercio fosse tutto ormai trasferito nei grandi magazzini, tutti posizionati alle inserzioni delle autostrade. Un fenomeno di questo tipo. Adesso l'idea, ci hanno fatto vedere delle diapositive impressionanti, cioè di grandi centri che vengono addirittura smantellati, e colossi come Ikea, hanno deciso in alcuni luoghi di chiudere quegli insediamenti e di riposizionarsi in prossimità dei centri urbani per una serie di ragioni, gliene dico 2. Il primo, che muoversi con la macchina oggi è diventato molto costoso, e quindi anche fare 90 km per andare a comprare una maglietta o le scarpe scontate del 20% finisce, o del 30%, finisce che le paghi uguale al negozio sotto casa. L'altro è che l'invecchiamento della popolazione obbliga a pensare a sistemi di distribuzione che tengano conto anche che una persona ha assoluto bisogno, anche fisico, di negozi di prossimità che devono essere rivalutati. Ora, c'è un insieme di ragioni urbanistiche, sociali, economiche, demografiche, che spingono a ripensare, e la legge che noi stiamo discutendo in Regione vorrebbe essere questo tipo di innovazione, cioè un'idea che non chiude all'idea di avere i grandi insediamenti, però dice anche che non possiamo pensare che il commercio sia solo grandi insediamenti. E tra l'altro dice anche che siccome il commercio non può pensare di consumare tutto lo spazio fisico che ormai è già abbondantemente consumato in Veneto, abbiamo superato tutti i parametri, bisogna riqualificare questi centri e diventare centri attrattori, centri urbani, e reincentivare il posizionamento nei centri urbani, i quali, laddove hanno fatto questa politica, hanno avuto una rivitalizzazione straordinaria anche dal punto di vista, guardi, lo sanno loro che organizzano i commercianti, se tu dici a un commerciante chiudiamo la via per farla pedonabile, hai 2 mesi di proteste, se dopo 2 mesi gli dici riapriamo la via perché c'è bisogno di farla transitare il traffico, questi diventano allora, siccome lei no, non è così. Allora, ma torniamo su questo discorso perché è anche interessante. La battaglia sui parcheggi sembra che sia il fondamento. No, guardi, la battaglia sui parcheggi l'ho vissuta anch'io nella mia città, ma le assicuro che Verona. Ma la battaglia sui parcheggi è una battaglia assolutamente finta, perché se il centro è ben servito, la gente viene con i mezzi pubblici. All'estero non c'è tutta questa fobia. E le posso dire, nel centro di Verona, quando hanno chiuso determinate strade, sembrava che i commercianti spaccassero, togliessero tutte le pietre dell'arena. Se tu vai adesso a dire che rendi di nuovo accessibile al traffico determinate vie, forse voi vi ricorderete, perché non siete nemmeno voi ragazzini, io sono magari un po' più, ma una volta attorno all'arena giravano le macchine, in Piazza Bra giravano le macchine, sull'Iston si passava con la macchina, via Roma si passava con la macchina. Se uno oggi andasse a dire a Verona che riapre il traffico delle macchine, lì tutti coloro i quali hanno esercizi su quelle vie vi ammazzerebbero lì sulla pubblica piazza. Assolutamente. No, ma torniamo su questo discorso, abbiamo una pubblicità, tra l'altro come dato negli Stati Uniti 2000 centri commerciali hanno chiuso nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, quindi questo come dato allarmante, e nel sud Italia, se non sbaglio, Carrefour è uscita dal mercato
mercato del Sud Italia perché proprio non c'è resa, proprio una mentalità diversa. Le chiedo scusa, guardi che Carrefour e Auchan vengono in Italia perché in Francia non c'è più niente da mettere. Ma fungiamo da terzo mondo d'Europa. Pubblicità, poi torniamo insieme. E aprono 5 domeniche all'anno. Allora, Michele Lacchin, a lei la parola adesso. Ci spieghi un attimo qual è la situazione dalla vostra analisi, dagli studi che avete anche condotto, relativamente sempre al commercio. Beh, innanzitutto bisogna dire che fa un po' specie parlare di commercio e di legge di riforma, di progetto di legge di riforma del commercio in un periodo, leggevo anche i commenti dei telespettatori, in un periodo in cui i soldi per il commercio non ce ne sono. Ma bisogna invece ragionare sul fatto che proprio in questi periodi che è importante una legge che va a riformare un settore economico trainante per lo sviluppo della nostra regione e cambia un approccio che ha portato dei costi rilevanti e che noi non possiamo più permetterci di pagare proprio perché il sistema economico della nostra regione non è più in grado di sopportare i carichi generati dalla diffusione dei centri commerciali, ad esempio sulle infrastrutture. Noi abbiamo speso centinaia di milioni di euro per fare delle infrastrutture che dovevano collegarci sulle reti lunghe del traffico europeo e poi le abbiamo intasate con il traffico locale che deve recarsi, ad esempio, percorre l'autostrada per recarsi all'outlet di Noventa di Piave. Quindi abbiamo una dei corridoi principali che ci collega con l'est europeo fondamentalmente ingombrato da queste cose. Questo è stato il danno generato da una logica commerciale che ha favorito la diffusione e il consumo di suolo e che privilegiava la collocazione e la localizzazione dei centri commerciali proprio nelle aree extraurbane. Questa legge vorrebbe invertire questo fenomeno riportando, come si diceva, il commercio all'interno dei centri urbani, visti come motori dello sviluppo futuro, cioè lo sviluppo che anche la Comunità Europea individua per Europa 2020, quindi per i prossimi 8 anni, è uno sviluppo che si basa sulle città, perché solo all'interno delle città c'è quella possibilità di relazioni, di integrazione di funzioni, di varietà che possono poi portare allo sviluppo ed è uno sviluppo che ci aiuta a non consumare ulteriormente suolo fuori dalle aree extraurbane ed è uno sviluppo che soprattutto ci consente di recuperare tutte quelle aree che sono all'interno dei centri urbani, che sono aree dismesse, che sono aree ancora con un'urbanizzazione di tempi passati, che possono essere recuperate e messe a valore. Anche questo porta gli investitori a lavorare sul già costruito e può contribuire a uno sviluppo di un settore importante. Si sentiva adesso, c'è stata una manifestazione importante a Roma degli edili, perché questa è una dei comparti economici in maggior crisi. Naturalmente non si può pensare di dare sviluppo a questo settore costruendo ancora sulle aree verdi, ma c'è una grande possibilità se gli investimenti andranno a concentrarsi sulle aree in cui queste attività possono essere collocate e possono essere riutilizzate. Quindi riqualificazione. Esatto. Oltretutto cambia l'aspetto principale della vecchia legge, che era un aspetto quantitativo, cioè si cercava di mettere un limite fissando un tetto alle superfici. Noi abbiamo visto che questo è stato fallimentare, perché non solo non ha limitato assolutamente la crescita delle superfici di vendita, come chiunque può vedere girando per la nostra regione, ma addirittura ha premiato le localizzazioni peggiori, cioè non mettendo in conto la qualità delle strutture, ma premiando il primo che arriva e prenotava una superficie di vendita, ha quindi premiato comportamenti opportunistici di comuni che primi hanno dato la possibilità economica a investire sul loro territorio, scaricando poi gli impatti negativi sui comuni contermini, prendendo su tutti gli oneri, e hanno soprattutto avvantaggiato degli investimenti di tipo speculativo e immobiliaristico che niente avevano nemmeno della logica commerciale. Molto spesso mi capita di parlare con commercianti che quindi se ne intendono, che mi dicono con quale logica sono state aperte certe operazioni commerciali, perché hanno una logica anche dal punto di vista economico che ai più sfugge. In commissione abbiamo sentito la grande distribuzione dire che loro sono stati costretti ad accettare anche questo tipo di localizzazioni perché erano quelle che gli venivano fornite dal mercato, quindi avevano delle
localizzazioni anche per loro inadeguate, quindi costose, quindi dannose per tutto il sistema economico. Distruzione del territorio sotto tutti i profili. E quindi bisogna ritornare in centro. L'altra cosa importante per la nostra economia è che questa legge cerca di favorire la concorrenza. La concorrenza non vuol dire... la concorrenza non è uno stato naturale, la concorrenza va mantenuta con delle regole, perché la concorrenza esiste non se esiste un'unica forma di commercio, nel caso del commercio, ma esiste in quanto esistono diverse forme di commercio, diversificate, più occasioni, dal mercatino ambulante, dal commercio di vicinato, alla media, alla grande distribuzione, dove l'utente, a seconda delle sue esigenze, l'anziano piuttosto che il giovane, piuttosto che altri consumatori, possono scegliere la soluzione migliore. A questo proposito, questa legge si propone di pareggiare il campo, cioè di dare la possibilità al commercio di vicinato, che è ritenuto strategico perché funzioni la città e quindi funzioni queste grandi macchine di sviluppo che dovranno essere in futuro le nostre città, anche quelle più piccole, cercano di dare a queste attività di vicinato le opportunità per poter competere. Perché una delle cose che forse non si capisce delle domeniche è che a una parte dei concorrenti la possibilità di aprire tutte le domeniche non è data. Cioè una impresa familiare, quindi tutto il commercio di vicinato, non può assolutamente pensare di lavorare 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno. Forse l'esempio del telespettatore che faceva riferimento alla Lombardia, perché si parla di grandi negozi. La Lombardia non ha mai avuto tutte le domeniche aperte, aveva molte domeniche aperte ma non tutte. E non c'è un posto in Europa, se non in Inghilterra, dove ci siano tutte le domeniche aperte. In Inghilterra, perché al pomeriggio a una certa ora si chiudono per loro, nel senso che non hanno la legge che glielo impone, però chiudono anche molto presto. Avevamo fatto un passo in avanti con la legge regionale che volevamo adottare e eravamo arrivati a 24 domeniche come compromesso. 16, no? 20, 22 più 20, inizialmente 24, poi si sono approvate 20 domeniche. Queste perché, non perché noi l'abbiamo approvata, cioè l'abbiamo condivisa, non perché pensavamo fosse una legge giusta, nel senso che noi pensiamo che meno sono le domeniche e più il paese è un paese moderno. Ma proprio perché c'era la competizione, la concorrenza del Friuli da una parte, della Lombardia dall'altra, poi già si respirava un po' il vento della liberalizzazione, cioè di un provvedimento che poi è stato adottato da parte del governo, siamo arrivati a una condivisione, diciamo, di quelle 20 domeniche per dire che ci eravamo già messi in qualche modo in sintonia con quello che ci circondava. Però la questione delle domeniche, per rispondere al consumatore, al signore che ha telefonato, guardate che anche sempre quell'indagine dice che non c'è questa grande richiesta nemmeno da parte dei consumatori, che la stragrande maggioranza di persone va nei centri commerciali per passare il tempo libero, e qui si apre tutta la grande questione quello che diceva anche il sindaco, a prendere il caffè dei valori, di come le persone devono. Noi non dobbiamo mica spiegare alla gente come deve passare il proprio tempo libero, però ci sono anche dei modelli che una società si deve dare, no? E si deve ancorare anche ad alcuni valori. Dall'altra parte poi solamente il 3 o il 5%, non ricordo bene, ha modificato la propria giornata di acquisti. Quindi questo significa ancora una volta che questa apertura domenicale è sentita più dall'offerta, e cioè da parte di queste grandi strutture, rispetto ai cittadini stessi e ai consumatori stessi. Io porto un esempio personale, io sono figlia di commercianti e l'amarezza che mi porto dietro oggi alla mia età è quella che non ho mai conosciuto il piacere di passare una domenica con la mia famiglia, di andare in vacanza con la mia famiglia, perché comunque i miei genitori erano sempre impegnati a dover rimanere nell'attività. E quindi io credo che noi siamo fatti di lavoro, siamo fatti di commercio, ma anche di altri valori, e che quindi c'è questa contraddizione che da una parte si cerca, ma non solo
penso all'operazione che sta facendo la Chiesa, ma a tutti i livelli, di far presente che trascurare i valori significa poi dover affrontare tutta una serie di problematiche con i giovani, con le famiglie, con le coppie e così via. Dall'altra si crea un modello di società che si allontana sempre più invece dal modello familiare. Quindi io credo che rispettare anche delle regole che ci appartengono come società sia doveroso da parte di tutti. Quando una volta le domeniche le tapparelle erano tirate giù, nessuno si sognava di dire che doveva andare a fare la spesa, voglio dire, uno si organizzava nelle altre giornate. Io sono una donna, se di lunedì le parrucchiere sono chiuse, uno va a farsi i capelli in un'altra giornata, non è mai morto nessuno. Oggi invece sembra che essere società moderna necessariamente significhi che dobbiamo adeguarsi a dei modelli che ci vengono trasferiti dall'America piuttosto che da... Se noi teniamo aperto anche di sera, in orario continuato, sicuramente ci sarà chi alle 2 andrà a farsi la spesa, voglio dire, ma non è che sia questa l'esigenza della nostra società, è un'altra. Quindi bisogna stare attenti, perché noi siamo bravi a copiare questi modelli quando ormai dalle altre parti hanno già sperimentato che sono fallimentari. Vedi questi grandi centri commerciali dove abbiamo deturpato territori, e adesso invece abbiamo capito che questo non lo si doveva fare, ma si doveva mirare al recupero. Non vorrei che fra un po' di anni ci trovassimo anche a ragionare che abbiamo imposto determinati modelli perché il mercato lo chiedeva, perché la domanda è, e poi tutto questo con i dati avremo il piacere di verificare che non era l'esigenza che effettivamente la nostra società richiedeva. Ma sarà così, Francesca? Ed è un problema questo, perché se noi parliamo con i commercianti a conduzione familiare, sono disperati perché non si vedono più, perché la famiglia non riesce più ad organizzarsi, perché ci sono i figli che non possono essere seguiti, perché ci sono una marea di problemi dove i figli vengono allevati in negozio, i dipendenti. Ecco, allora dico, dobbiamo capire che modello vogliamo di noi, del paese dove viviamo, ecco, perché non è così tutto. No, io sono stato uno dei protagonisti, diciamo, di questa legge 30 del 2011, che purtroppo è ancora in discussione, nel senso che è pendente giudizio a livello di Corte, perché se verrà interpretata che la norma è una norma relativa alla concorrenza, prevale la legislazione nazionale. Siccome pensiamo noi, prevale invece l'idea che si tratti di organizzazione del consumo, è competenza della Regione. Io penso che sia competenza delle Regioni. Dopodiché la Regione quindi potrebbe intervenire in che termini? La Regione potrebbe intervenire mantenendo la legge e disciplinando diversamente, perché guardate che anche prima, giustamente prima veniva detto, nelle città turistiche è data facoltà. Noi abbiamo un sacco, non tutte le città sono città d'arte, perché adesso ognuno si inventava la città d'arte per aprire quando voleva. Però ci sono c'erano anche prima delle deroghe e le organizzazioni sindacali, che credo di conoscere piuttosto bene, non è che hanno mai fatto le crociate contro, hanno sempre detto andiamo a regolamentare la cosa, ed ha funzionato. Cioè è abbastanza evidente che durante le feste natalizie chi lavorava nel commercio sapeva che in quei giorni lì l'apertura poteva, però faceva parte di un sacrificio, era una negoziazione e finiva lì. Ma l'eccesso di liberalizzazione comporta, per esempio, giustamente per il piccolo esercizio, l'impossibilità di vivere. Per il lavoratore, voi sapete cosa vuol dire raggiungere un centro commerciale dove non ci sono gli autobus. La domenica non funzionano le strutture, per esempio gli asili nido, le scuole dell'infanzia, quindi uno dei coniugi si deve tenere i bambini, sono bambini piccoli. Poi l'organizzazione dell'orario, dicevo prima bene, cioè non è che abbia comportato assunzioni, ha aumentato il nastro della distribuzione dell'orario su 7 giorni su 7. Allora anche lì, perché forzare all'inverosimile? Io sono uno di quelli che pensano che in linea di principio il consumo è una delle attività che può essere programmata, nessuno si scandalizza, diceva lei le parrucchiere, posso dire i barbieri, sono chiusi il lunedì e non ho visto crociate per tenerli aperti, no? Allora non è un'attività come un ospedale, un pronto soccorso che non può che rimanere aperto 24 ore su 24, o i pompieri, o la polizia, o i treni, va bene, che devono viaggiare. Anche le biglietterie dei treni adesso a una certa ora chiudono e devi fare il biglietto automaticamente, no? Uno può essere in difficoltà ma sa che se ci va alle 2 di notte a fare il biglietto deve fare una biglietteria automatica, lo fa prima. Allora non c'è niente di scandaloso a programmare, io credo che la scelta dell'eccesso di liberalizzazione sia controproducente, anche perché ritorno a quello che veniva detto prima, con quei numeri lì
tu puoi aprire anche di notte, ma se uno non ha i soldi, non è che se tieni aperto anche di notte si aumenta il consumo, mi spiego. Dopo, se voi frequentate, come io frequento, i mercati, i centri commerciali, faccio la spesa, mi diverto anche, guardo le offerte, faccio perfino la raccolta punti perché sono un perverso del supermercato, però vi posso dire che al mercato del Rione, alla sabato mattina, dove io vado perché conosco un sacco di gente, c'è la gente così. In centro c'è pieno di vuoto nelle grandi botteghe e se guardiamo i numeri, voi li sapete meglio di me, la distribuzione normale ha avuto un calo e l'unica che ha avuto una crescita è 10% in più i consumi di lusso. Ma i consumi di lusso, quando uno si è comprato 7 anelli, 10 stilografiche da 1.000 euro, non so, 2 paia di scarpe da 1.000 euro, cioè non è che gli spuntano 4 piedi. E quindi uno, se deve crescere il prodotto interno lordo, deve fare conto su 1.000 persone che si comprano il paio di scarpe di prezzo modesto, non sui 2 clienti eccezionali che comprano il paio di scarpe costosissime. Allora bisogna riconsiderare questa cosa qua, non c'è niente di... Ecco, io francamente non vedo questa crociata che qualcuno vuole innescare, grande distribuzione contro commercio al minuto o negozi di prossimità. Qua si tratta di evitare l'ideologia e fare un ragionamento su quello che serve. Assolutamente, esatto. E allora a me pare, insisto, scusi un'ultima cosa, che anche socialmente, perdonatemi, ma io so che questa cosa conta, io vedo nel mio quartiere le persone anche di una certa età con il loro carrettino, con le rotelline, andare a fare la spesa e non è solo il problema di comprarsi la pasta, il pane e il latte, è che si incontrano, parlano, si fermano e non hanno il problema di telefonare al figlio e alla figlia che sabato li porti al grande centro commerciale perché gli deve portare le 6 bottiglie d'acqua che pesano 1 quintale oppure le 6 aranciate perché dopo lo vede tra un mese il figlio che lo riporta al centro commerciale. Quindi anche questo è un'idea di una società che mantiene vivo il suo centro. Mi pare questo non c'è. Rispondiamo Franceschi anche alla domanda insistente dei telespettatori su in questo momento che c'è stato purtroppo un capovolgimento mostruoso nell'ultimo periodo, ma poi lo vediamo di giorno in giorno, dei consumi perché la gente non ha soldi. Quindi ha ragione d'essere il problema dal momento in cui né per la grande né per la piccola né per la media non che ne poi ma guardate, secondo me perché proprio quello che emerge in questi giorni è questo dalla crisi economica, che se vogliamo è un rafforzativo rispetto al fatto che è una follia questa di pensare di creare una società basata sul consumismo, perché questo poi è, non sui consumi che non ci sono. Va bene, l'unica offerta è quella di consumare. Posso interromperti un attimo? Certo. Una cosa. Uno dei problemi adesso, tra poco del Natale, sarà che regali fai. Perché, o non fai. No, perché mentre una volta si aspettava il Natale, il compleanno, l'anniversario per farsi un regalo, adesso dove tutto è indotto al consumo, tu domani mattina te lo compri, devi inventarti il superfluo del superfluo o la chicchetta carina, perché io mi ricordo quando ero piccolo che il vestito te lo compravano a Pasqua, a Natale una cosa a cui tenevi, adesso l'induzione al consumo è diventata talmente sfrenata che diventa perfino imbarazzante questo tema, sì, o sbaglio? Certo. No, è verissima questa cosa, però, anzi senza però, questa questione della crisi economica, dobbiamo pensare e dobbiamo essere consapevoli che ha cambiato profondamente le abitudini dei consumatori e le ha cambiate, le cambierà per un periodo molto lungo, perché alcune parole, rigore, sobrietà, non è che sono solo parole, sono comportamenti delle persone. Io sono convinto, ad esempio, che i miei figli, che hanno un'età di 18 e 24 anni e quindi stanno vivendo non hanno vissuto la fase mia, diciamo, della grande crescita e quindi anche dei grandi consumi, perché eravamo in una fase di massima espansione. Io vedo come ragionano loro, ma anche i loro amici, e cioè sono già immersi, diciamo, in questa situazione quantomeno di sobrietà, perché la sobrietà accompagnerà la vita delle persone per molto tempo, e cioè non solamente chi non ha disponibilità economica, perché oggi c'è una fetta importante di persone che non ha visto ridotto il proprio reddito, e però hanno dei comportamenti che si definiscono sobri,
perché la situazione che stanno vivendo, stanno dentro un clima, una situazione per cui gli eccessi sono mal visti, ma le persone stesse tendono, diciamo, in qualche modo a nasconderli. Quindi è vero che ci sono gli acquisti dei beni di lusso, ma sono molto limitati e si manifestano anche poco, diciamo. C'è una stragrande maggioranza di quelle che è la classe media, che è il reddito medio, va bene, che ha modificato proprio le modalità di spendere, cioè spende meno perché vive un clima di grande preoccupazione e di grande insicurezza. L'altra questione invece che io ritengo molto importante è quella che ha sollevato il sindaco nonché presidente della provincia, e cioè che Michele ha ripreso, la questione delle città. Io penso che la grande sfida stia lì, e cioè le città devono ritornare ad essere città competitive, perché le città sono dei distretti, dei veri e propri distretti produttivi, di una produzione che è fatta di servizi, che è fatta di cultura, che è fatta di tutte quelle funzioni che le città dà ai propri cittadini. Allora, le città vanno riqualificate, e vanno riqualificate non affrontando solamente il tema che c'è, anche per l'amor di Dio, più parcheggi, ma in realtà dobbiamo affrontare il tema di dire riqualifichiamo le aree centrali delle nostre città e poi rendiamo accessibili queste città. Quindi più appetibili rispetto a quello che sono state. Prima si dava per scontate. C'è una parte di competizione che si vince con l'attrattività della città per quello che è. L'altro elemento di competitività è legata dall'offerta commerciale. Ora, l'offerta commerciale delle città oggi si è indebolita fortemente, perché nelle città, soprattutto nelle piccole città medie, ma anche nei capoluoghi di provincia, le superfici medie sono uscite, le superfici medie e grandi, quindi sono rimaste solamente le piccole superfici. Allora, tutto questo, da un punto di vista dell'offerta commerciale e dell'attrattività, ha fatto perdere in qualche modo competitività a queste città. Ed è per questo che la legge, come veniva prima spiegato, semplifica molto e favorisce la possibilità di insediarsi all'interno dei centri urbani e dei centri città attraverso anche delle procedure che sono molto semplificate. Dall'altra parte disincentiva la possibilità di realizzare insediamenti significativi fuori dalla città. Allora io credo che dovremmo lavorare tutti assieme attorno a questi principi: riqualificazione delle città, aumentare e rafforzare l'offerta commerciale. Sì, c'è un altro aspetto però che si presenta ogni volta che si parla con un commerciante, è il punto di partenza, che oggi molte parti di città sono in mano ai privati e uno dei problemi più grossi che hanno i commercianti, ad esempio, è quello dell'affitto. Cioè aprire un'attività commerciale con dei costi di affitto che non sono in nessuna maniera trattabili, perché comunque sono gestiti non da un'istituzione, non da leggi, non da regolamenti comunali, ma esclusivamente dal soggetto privato, ti rende un centro anche storico che non potrà mai essere competitivo. Noi abbiamo città deserte perché abbiamo, ad esempio, io penso alla mia San Donà, noi abbiamo una zona pedonale che non potrà mai essere rilanciata fino a quando il mercato non lo dettano le leggi, non lo detta l'offerta, ma lo detta il privato, perché il punto di partenza è con affitti astronomici. Quindi quando ad esempio lei all'inizio mi ha fatto anche la battuta sull'IMU, io credo che dovremo anche sforzarci di trovare delle condizioni che chi oggi ha in mano gran parte di città come privati, che potrebbero essere date, voglio dire, no, per recuperi, per opportunità ai nostri commercianti, per attività, devono avere, voglio dire, no, delle condizioni. Ci deve essere un rapporto tra il privato e le istituzioni al fine di poter riattivare quella parte della città. Altrimenti, voglio dire, se il rapporto è esclusivo tra chi vorrebbe aprire l'attività e il soggetto privato, non ne usciremo.
Allora l'IMU noi non possiamo metterlo al povero cittadino o al commerciante che apre l'attività, io lo devo mettere a chi oggi mi costringe a tirare giù le saracinesche per anni perché non ha offerta nel mercato, perché il punto di partenza è esagerato che lo porta ad essere fuori mercato e che inevitabilmente porterà quell'attività a chiudersi perché non è in grado di pagare le 2.000, le 3.000 euro di affitto al mese. E su questo tema qua non c'è legge, non c'è nessun sistema che possa equilibrarla e credo che la dovremmo assolutamente trattare. Io ho provato anche come IMU a dire benissimo, tutti quei negozi che rimangono chiusi per tot tempo si applica un IMU che è maggioritario rispetto, ma in base a con criterio è che tu vai a definire le zone, cioè a quel punto ci può essere il povero soggetto privato che ha il negozio che vorrebbe affittarlo ma che non gli interessa a nessuno perché si trova in uno spazio della città che non è per niente appetibile, quindi è difficile mettere la regola, però un'attività commerciale unita ad un'altra ancora che rimangono chiuse significa problemi di sicurezza, problemi di degrado, problemi della città. Ecco, allora io credo che quando si arriva a tenere un'attività privata chiusa perché il prezzo d'affitto è fuori mercato, vista anche la situazione, vanno applicate delle penali. Non è possibile che uno addirittura deve andare a scopare davanti a quell'attività chiusa perché essendo chiusa non c'è nessun soggetto che è responsabile, o penso al problema Colombi o altre situazioni che devi andargli pure a pulire il marciapiede. Cioè oggi viviamo queste situazioni di degrado, ma la cui responsabilità non è delle amministrazioni comunali, non è dei commercianti, è di chi detiene un potere dettato da una situazione che non ha delle regole e che quindi è libera nel mercato. Se io oggi compro un prodotto, più o meno lo confronto, deve essere in termini di costi uguali dappertutto, ma da un punto di vista di affitti non è così. Ognuno può mettere, va bene, quello che vuole, quindi non c'è nessun blocco. E quando questo avviene nel centro di una città, rischia di tenere una città chiusa. No, è verissimo, questo è molto e questo grave, è un problema che è sentitissimo e deve essere affrontato da delle regole, un regolamento comunale, regionale, quello che si vuole, altrimenti noi non potremo mai più, anche se avete cambiato la legge regionale, o spero che la cambiate, non potremmo recuperare i nostri centri storici. Questo è molto importante perché sennò finisce, oppure come è successo nella città di Padova, che magari le grandi firme possono acquistare certi negozi perché sono le uniche che possono permettersi, non faccio nomi, però sì, ma già sarebbe qualcosa di interessante, perché io penso che se noi avessimo avuto quei negozi che oggi sono all'alto nei centri che danno una risposta proprio a questo. Allora diamo la risposta un attimo, andiamo in pubblicità rapidissimi, se no sforiamo i tempi massimi, poi vediamo le risposte che ci sono dall'Europa tra poco. Crea danno anche agli altri. Vediamo di fare gli esempi per ovviare a quanto diceva il Stavamo sindaco. discutendo appunto sul fatto di come alcuni fenomeni possono essere governati. All'interno del centro città esperienze europee ci dicono che possono essere governati con strutture di gestione comune, che peraltro la legge, senza poi entrare nello specifico perché è un problema anche non solo di contenuti giuridici e di strumenti giuridici, ma anche un problema di risorse anche economiche che devono essere messe in campo, però introduce. Noi abbiamo in Europa diverse esperienze, ce n'è una che tutti avranno visto se visitate Londra, che è appunto Carnaby Street. Carnaby Street è in realtà un distretto commerciale. Questa società di gestione gestisce, oltre Carnaby Street che è fatta da 120 negozi e 34, quindi non è soltanto una stradina, ma da 120 negozi e 34 pubblici esercizi, la gestisce in maniera unitaria, quindi gestisce tutti questi problemi anche delle locazioni, quindi di differenze di locazioni, e non gestisce soltanto Carnaby Street, ma gestisce Soho, gestisce Charlotte Street, ha diversi settori di Londra in cui interviene con diversi strumenti. Questa che vedete adesso invece è Nantes, che è una città metropolitana. La società di gestione commerciale e economica di Nantes, vedete 5 buone ragioni per investire a Nantes, gestisce un'area metropolitana di 24 comuni, all'interno della quale ci sono anche dei comuni piccoli. A Nantes, questo è il centro dove cercano di favorire quanto più possibile
anche la collocazione di medie e grandi strutture. Se passiamo alla diapositiva vedete che ci sono questi marchi, loro dicono noi abbiamo questi marchi come locomotive, le locomotive. Questi sono i marchi che servono per attrarre e rendere attrattiva il centro, ma fa qualcosa di più la società perché aiuta i vostri progetti in 5 tappe. È una società che funziona gratuitamente per i piccoli commercianti, valuta il progetto quindi gratuita per i gratuitamente piccoli. Perché è una società pagata dalla comunità Nantes Métropole, quindi dalla comunità metropolitana di Nantes, aiuta i commercianti a trovare la locazione più adeguata, gli appoggia durante il progetto, valuta alla fine il progetto e quindi gli aiuta, quindi chiunque voglia affittare un locale, trovare un locale ai prezzi adeguati, si mette in contatto con questa struttura, calmierati oppure adeguati al suo progetto, certo. Si mette in contatto con questa struttura e questa struttura si attiva gratuitamente e si mette a disposizione perché ha tutto l'interesse ad attirare investitori e creare nuova occupazione al centro. Questo invece è Semest, che è una società che lavora a Parigi. Questa società ha in gestione, è nata nel 2004, capitale misto della città di Parigi e dei privati. Nel 2008 aveva lavorato così bene nei primi 5 quartieri, ha poi ottenuto altri 6 quartieri in gestione. In questi quartieri, che si chiamano quartieri di vita, cioè li vuole rivitalizzare, il meccanismo, ecco, questa è una realizzazione che hanno fatto, che è anche interessante come recupero. C'era questa vecchia strada con la metropolitana, il treno che usciva da Parigi che passava sopra, è stata trasformata, se vediamo la diapositiva successiva, hanno fatto sopra la promenade plantée, cioè la parte sopra c'è una passeggiata a giardino. Sotto ci sono dei negozi di taglia dai 150 metri a 80-150 metri che vengono utilizzati e locati da questa società, che in questo caso ha fatto 1,5 chilometri di passeggiata, quindi una sorta di grosso centro commerciale, specializzato nell'artigianato di qualità. E ci sono anche degli spazi che vengono affittati gratuitamente per 24 mesi a giovani design, questo per aumentare l'attrattività. Questa società funziona in questo modo: ha dei soldi dal Comune di Parigi per acquistare esercizi, i famosi esercizi sfitti, li acquista nei quartieri dove deve essere rivitalizzati, ha il mandato dal Comune di Parigi di utilizzarli per il piccolo commercio, quindi per il piccolo commercio di quartiere, vengono affittati per 2 anni, se l'attività che viene accompagnata funziona, quello che ha l'affitto può ottenere la possibilità di comprare il negozio perché la sua attività funziona e la Comunità di Parigi rientra in possesso dei soldi che aveva anticipato prestati alla società. Questa società sta operando adesso nel quartiere latino, che è particolarmente colpito dalla monocultura, la trasformazione dei vecchi negozi del quartiere latino che erano le librerie intorno all'università in soprattutto sexy shop. C'è questo qua. Il Comune di Parigi è intervenuto, ha dato mandato a questa società di acquistare negozi, librerie, per piazzare librerie a prezzi di mercato più bassi di quelli che si pagherebbero ovviamente nel quartiere latino, che è una delle aree centrali di Parigi, e quindi sono esperienze europee che ci fanno capire come, tra l'altro non solo nei grandi comuni, perché se vediamo dopo c'è una simpatica esperienza inglese recente, di cui abbiamo già parlato. Il governo inglese essendo un grave problema questo per gli inglesi, quello della rivitalizzazione commerciale, ha dato mandato a una persona esterna, diciamo così, che si chiama Mary Portas. Mary Portas è una giornalista che ha un reality show in televisione, prima per la BBC e poi per Channel 4, ed è un'esperta di commercio, nel senso che è una commerciante, ma è anche una che commenta un po', ha pubblicato anche degli articoli su Grazia. Questa è la signora Mary Portas con il primo ministro inglese che gli sta mostrando un mercato ambulante. Non siamo in fase elettorale perché di solito i nostri politici si vedono in queste occasioni mentre siamo alle elezioni, qui le elezioni ci sono già state, e ha affidato a questa signora, che è molto famosa, quindi ha suscitato un dibattito in tutta la nazione, un rapporto indipendente sul commercio. Questa signora ha fatto The Portas Review, che è una serie di 28 raccomandazioni su come si possono sviluppare i centri urbani. Il governo inglese, la Portas Review è uscita a dicembre del 2011, c'è stata una grande polemica perché il governo inglese non rispondeva in tempi rapidi e il governo inglese a marzo 2012 ha risposto punto per punto alle 28 raccomandazioni della signora Portas, rispondendo su ogni punto cosa intendeva fare. Cosa è successo?
Sono partiti i primi Portas Pilots, cioè i primi esperimenti Portas, che riguardano 24 città inglesi, vanno da città minime di 5.000 abitanti a quartieri di Londra, in cui si sperimentano questi retail team, e town team, cioè sono gruppi di commercianti locali che attraverso il supporto del governo e con il finanziamento del governo si progettano insieme forme di gestione comune. Ovviamente in questo caso a seconda delle possibilità locali, a seconda delle caratteristiche locali. Ma sono risultati sì, perché un altro dei pericoli, perché noi cerchiamo di riportare tutto in centro, però bisogna vedere anche come, e qui dipende dalla capacità anche degli amministratori locali. In Inghilterra c'è un ritorno al centro, ma c'è il pericolo delle clone town, cioè che tutte le città con i soliti negozi, con i soliti marchi, con le solite immagini, trasformano la loro identità originale e si trasformano poi in città che si somigliano un po' tutte. In realtà è quello che succede nei centri commerciali. Succede, esatto. Ecco, ma non deve accadere, il governo inglese ritiene che non debba accadere e quindi sperimenta delle situazioni in cui attraverso l'azione locale si possa trovare gli elementi perché anche il commercio che viene all'interno delle città debba integrarsi, quindi anche il medio commercio, il grande debba integrarsi nell'identità locale, quindi non porta solo il suo marchio, la sua immagine, il suo format che potrebbe essere Ikea, lo scatolone giallo e blu, ma se deve investire nel centro città deve un po' uniformarsi a quelli che sono i caratteri della città e soprattutto all'interazione con i commercianti locali. Non è un concorrente, ma è la locomotiva che fa funzionare tutto l'intorno. Allora, interessantissima la spiegazione. Facciamo due riflessioni su quello che abbiamo detto. Scommetto che molti vogliono sapere anche quali sono i punti sollevati dalla Portas, perché senza dubbio. Poi passo la parola al consigliere per fare delle osservazioni, perché alla luce di quanto diceva il sindaco occorre che ci sia anche una calmierazione, esempi che vengono dall'Europa, quindi dove è stato fatto, ma da noi in regione secondo lei obiettivamente ci sarebbero questi presupposti? Pubblicità e poi torniamo insieme. Di tutte Consigliere, da lei la parola, alla luce delle osservazioni che sono state fatte da un lato dal sindaco, dopo Confesercenti ha presentato un'analisi anche molto interessante, ma la Regione consentirebbe questo proprio per ridare una regolamentazione al mercato che poi, parlando dei telespettatori magari consumatori, potrebbero trovare delle merci a un prezzo più conveniente come viene nel sud Italia, perché se l'affitto è più basso, viva Dio, posso avere un margine, se sono onesto, maggiore di prezzo e quindi posso consentire a delle persone di fare eventuali spese. Allora, gli aspetti del problema sono diversi. Uno, giustamente, è quello di come si può incentivare e disincentivare, incentivare l'apertura dei negozi o l'affitto anche delle case e disincentivare la speculazione che tiene i negozi chiusi per mantenere i prezzi alti. Corollario di questo è, guardate, che si stanno infiltrando nella grande distribuzione o nel lusso anche capitali di dubbia provenienza che quindi non hanno problemi a mantenere gli affitti alti e neanche a vendere tanto, perché il problema è che il denaro si pulisca e ahimè nella nostra regione sappiamo che il fenomeno esiste. Allora gli enti locali è chiaro che vanno messi nella condizione, e la legge in parte lo fa almeno sul piano dei titoli, per aiutare l'operazione che prima il sindaco diceva. Seconda osservazione. Quindi c'è una possibilità. In teoria sì, poi bisogna vedere poi i soldi che sono a disposizione e adesso vengo al secondo punto. In tutti gli esempi che ci sono stati mostrati in modo molto interessante, che cosa si vede? Che c'è la collaborazione pubblico-privato. Allora, il commercio e il turismo sono due attività economiche sulle quali il pubblico non è che può stare a guardare, perché per un insieme di ragioni che riguardano gli impatti ambientali, sociali, urbanistici, cioè il pubblico deve avere un ruolo progettuale e di indirizzo, non può semplicemente dire come nel ramo che so della chimica o della metallurgia l'esercizio dell'attività è entro certi limiti libero e ciascuno fa quello che vuole. Se non ci fosse la collaborazione pubblico e privato, quegli esempi di cui abbiamo parlato prima non esisterebbero, se non per esempio dando mano libera, ma allora torneremo a prima, invece di rivitalizzare il centro noi avremmo che chi ha grandi capitali torna in centro, lo
colonizza e riconduce il piccolo esercizio ad una condizione di subalternità totale, costringendolo alla chiusura. Qual è l'equilibrio che si può fare? Ecco, qua veniamo a un punto dolente della legge, perché se no io approfitto anche che in questo caso la Presidente della provincia chiamo in causa. Noi nella Commissione abbiamo fatto le audizioni, lo sanno gli amici della Confesercenti, e ahimè non abbiamo una carta oggi scritta con la firma dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e dell'UPI, che è dell'Unione delle Province Italiane. Abbiamo un giudizio delle autonomie locali, in cui il Presidente della provincia in quella riunione si è astenuto, se non ricordo male, ma non abbiamo un parere delle province e dei comuni su una legge come questa che li chiama direttamente in causa. Se dovessi dire quello che è stato detto in termini di audizione dei rappresentanti, direi che si sono quelli che hanno parlato in quella sede messi in rotta di collisione con l'impianto della legge. Allora io sono molto preoccupato di questo, perché la cosa che prima veniva descritta presuppone che la Regione abbia una visione, una volontà di sperimentare, che ci mette del denaro, che monitori. Qua abbiamo un capo che si intitola Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale, che nell'articolazione dei capitoli in teoria consentirebbe di sperimentare questi esercizi, ma richiede una Regione che pensa, che ci mette del denaro, che segue questo lavoro, ma che abbia con i comuni e le province un dialogo, ma non dico continuo, ma addirittura assolutamente di una stabilità infinita. E io insisto, glielo dico pubblicamente, prendendo l'occasione, per favore scriveteci una carta alla Commissione in cui ci sia il parere dei comuni e delle province su questa legge. Ma mi dispiace non approvare quello che dice, ma sono venuta io personalmente in Commissione, ho rilasciato delle dichiarazioni e ho anche preposto, sulla base dell'esperienza vissuta come sindaco, va bene, alcuni correttivi. Riconosco che la legge, non è mai troppo tardi, come ho detto in Commissione, oggi dà delle garanzie rispetto a quello che c'era prima, ma il problema, consigliere, è che voi chiedete il parere dei comuni e delle province, ma voi ve ne fregate, nel senso che è un parere consultivo come è quello delle commissioni. Voi per favore, la vedo lei come rappresentante della Regione. Infatti, a me tocca fare. Mi permetta, avendo grande rispetto delle istituzioni, io mi prendo la parte anche che non mi tocca, perché essendo consigliere regionale io devo fare l'interesse della Regione, però le faccio osservare due cose. Io qui il verbale è quello della conferenza permanente Regione Autonomie Locali, dove è registrato la sua opinione e io prendo atto, ma quello che le voglio dire è che noi non abbiamo in Commissione non un parere, non abbiamo il bene di sapere che cosa pensa ufficialmente l'ANCI e che cosa pensa ufficialmente l'UPI di una legge che ha per natura quello di sconvolgere l'assetto del turismo nella nostra regione. Allora io chiedo espressamente, uso il mezzo televisivo se posso per scongiurare l'ANCI e l'UPI, e meglio sarebbe anche gli assessori delle città capoluogo per il rilievo che ha il commercio a Verona, Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Belluno, Rovigo, le ho dette tutte e 7 spero, diteci che cosa pensate, perché lo dico io da opposizione. È impossibile andare in aula con una legge non sapendo che cosa pensano dei coprotagonisti, mi spiego? Perché la Regione può dire quello che vuole, ma se i comuni... Ma consigliere, bisogna riflettere sul fatto che fino a quando i nostri pareri sono pareri consultivi e non vincolano, molto probabilmente si perde anche la voglia di dire... Intanto sarebbe utile averli, poi vediamo se non vincolano o meno. No, ma è come quello che le dicevo prima, inutile che ci invitiate come comuni limitrofi a sederci sul tavolo della conferenza di servizi perché fate un centro commerciale e dopo nonostante un voto negativo, va bene, uno lo mette in archivio. Non ecciti il mio naturale istinto a fare l'opposizione che cerco di temperare, ma le faccio osservare che noi, l'altro problema che abbiamo con questa legge è che la Giunta non solo non sente il parere dei sindaci e del Presidente della provincia, sembra quasi... Io l'ho messo anche per iscritto, mi scusi, sembra quasi non preoccuparsene, perché io continuo a sollecitarlo, se fossi l'assessore non dormirei di notte senza avere il parere dei sindaci e dei presidenti delle province. Ma le dico un'altra cosa, non gli interessa nemmeno molto il parere del Consiglio regionale, perché loro sanno che uno dei punti di questa legge decisivo è l'articolo 4, chiedo scusa, l'articolo 4... Se lo diamo la parola al telespettore. Cosa parla? Parla del regolamento attuativo.
Allora, siccome non esiste, chiedo scusa, ripeto, ma bisogna essere chiari, non esistono in Regione Veneto le leggi delega. Esistono delle leggi di indirizzo e dei regolamenti che per statuto competono al Consiglio, salvo quelli che vengono delegati alla Giunta. Ma fare il regolamento per un concorso è una cosa, fare il regolamento per il commercio quantomeno dovrebbe essere allegato alla legge per sapere che cosa ci succede. Allora i comuni, i presidenti delle province, le stesse categorie economiche hanno bisogno di sapere quali sono i capisaldi di questo regolamento, se no ne facciamo una legge di principi che poi col regolamento potrebbe essere stravolta e i comuni si potrebbero vedere arrivare sulla testa una norma che loro non hanno concorso a costruire. Io sono per fare una buona legge, ma per favore mettiamoci una settimana di più, un mese di più, ma facciamola in modo tale da poter fare le robe che venivano descritte prima. Qua si rizzano i capelli a Franceschi. Sì, però... Un attimo solo do la parola, vediamo se abbiamo ancora la telefonata che abbiamo fatto aspettare. Pronto? Sì, gentile signora, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Da dove chiama? Buonasera. Io chiamo dalla provincia di Padova e Treviso, finché non diventerà provincia di Padova, Treviso e Venezia, oppure se faremo un connubio con Ferrara. Chiederemo poi al Presidente cosa per il momento Padova e Treviso mi dicono, ma c'è una tale leggerezza. È come tutto il calcio minuto per minuto. Che è un omaggio a Erasmo da Rotterdam, capisce? Cioè, sono cose dell'altro mondo. Comunque, gentile signora, senta, io leggo il titolo della vostra trasmissione, lei dovrebbe consentirmi di uscire un po' dal seminato anche se parlerò di commercio, perché in un ambito contrattuale io sono la figura di un acquirente. Gli argomenti che trattano i suoi ospiti sono interessantissimi e vi sto ascoltando con molto interesse, però se devo parlare di emergenza e di commercio mi metto dalla parte mia, esclusivamente mia. Allora, perché? Perché io sono 2 anni che non compro il giornale, vado soltanto a un supermercato quando ci sono le offerte speciali e sto bene attento che sia un'offerta, non un inganno. Cioè se mi dicono 2 per 1, 30%, 40%, guardo il prezzo precedente e frequento un po' la farmacia perché non mi è consentito altro. Tra i mesi di dicembre e di gennaio io dovrò pagare l'IMU, il bollo auto, l'assicurazione sull'auto, la revisione annuale dell'impianto di riscaldamento, quest'anno la revisione biennale dell'autovettura. Va bene, devo pagare l'odiatissimo canone RAI e ringrazio la vostra emittente perché mi faccio anche un po' di cultura e di conoscenza, perché grazie alle vostre trasmissioni imparo anche qualche cosa. Devo pagare il condominio. Va bene? A gennaio devo fare la lettura del riscaldamento e comincia a fare un po' freddo. Va bene? A Natale darò 50 euro a uno dei miei figli perché dovrò prendere il bilancio e devo assolutamente cambiare le 4 gomme dell'auto perché non ho la gomma di neve. Ma scusi, la domanda è ma di che commercio state parlando? Perché come me ce ne sono messi di peggio di me. Cioè voglio dire, io vi seguo e vi seguo assolutamente per tutta la trasmissione. Ma la domanda, ma di cosa state parlando? Scusate, io non ho neanche i soldi per arrivare a fine mese. Una persona che ama la cultura come me, che da anni non si compra un giornale, certo. Abbia pazienza. No, ma io non è denigratorio nei confronti dei suoi ospiti. Vorrei semplicemente ricondurre la discussione a una reale realtà. Perché altrimenti dopo la gente da casa vi guarda sempre con interesse, ma magari arrischiamo anche che dentro di noi troviamo una specie di stizza. No, ma noi lo sappiamo. Che controlliamo perché siamo persone civili. No, ma guarda che assolutamente. Guardi, le dico, noi siamo tutti quanti lavoratori che non della RAI, per esempio, sappiamo benissimo la situazione e tutti noi la affrontiamo. E tra l'altro riceviamo centinaia di telefonate in questi giorni di persone tutte nella stessa situazione, ne parlavamo prima fuori onda, che non pagano neanche la pay TV, seguono noi, ci fa molto piacere, però ci fa molto dispiacere la ragione che li aveva portati a fare questa scelta, perché non hanno soldi. Però io volevo dire una cosa, lo sappiamo. Naturalmente noi parliamo di una legge, ma non è che ci siamo dimenticati prima, io non so se forse non ne abbiamo parlato abbastanza, ma mi pare che prima abbiamo detto, non solo io ma anche altri, che il problema non è di quante ore stai aperto, perché se la gente non ha soldi non è che compra. Abbiamo tutti evidenziato quanto sia in calo il consumo, diciamo, medio, e semmai l'unica cosa che cresce è il consumo di lusso, ma il consumo di lusso non fa quantità perché è un numero ristretto di persone che ne può usufruire. E non aumenta il PIL. Quindi prego
telespettatore di crederci che nessuno di noi vive con la testa, almeno io non credo proprio, con la testa nelle nuvole per ignorare quali sono i dati, e i commercianti per primi, io mi metto dal punto di vista di chi esercita l'attività, io ho molti amici che mi dicono guarda che qua non si batte chiodo, perché la gente entra, guarda, lascia lì, si informa, torna quando ci sono le svendite, cioè sono finiti i tempi dell'abbondanza, diciamo da anni. Allora noi quando proponiamo anche questo tipo di riforma lo facciamo per renderci conto, per costruire delle condizioni, perché per esempio non ne abbiamo mai parlato, guardate che un modo per rivalutare urbanisticamente la città e rivitalizzarla è anche la promozione dei cosiddetti mercatini rionali o di tutto il lavoro che fanno i cosiddetti ambulanti. Guardate che ci sono delle città europee, visto che si parlava di esempi, in cui attraverso il lavoro dei mercati rionali sono stati riqualificati interi quartieri e la gente si compra la verdura a basso prezzo, si compra gli abiti o i vestiti magari anche per lavorare o per stare in casa. Questa potrebbe essere una grande competizione al centro commerciale, effettivamente. Allora, siamo al chilometro zero. Si possono fare le cose. Nessuno di noi ignora le condizioni in cui vive una parte della popolazione. Io volevo dire che bisogna stare, io capisco e condivido lo stato d'animo con il quale il Signore ha sintetizzato quella che è la situazione della crisi di adesso, e credo che l'esperienza di sindaco mi insegni molto, nel senso che oggi io non è che ricevo un'impresa per un progetto piuttosto che, voglio dire, no, un'operazione urbanistica di grande interesse per la mia città, che potevano essere gli appuntamenti che più caratterizzavano l'agenda di un sindaco diversi anni fa. Io sono sindaco da 10 anni. Oggi uno riceve quasi esclusivamente che perde il posto di lavoro. I cittadini per problemi come quelli che ha esposto il Signore. Solo che quello che io voglio dire al Signore è che noi abbiamo ognuno nel proprio ruolo la responsabilità di affrontare tutti i problemi che riguardano, nel mio caso, la nostra città, quindi il problema di una legge che può avere come obiettivo quello di fare riordino, di riqualificare le città, ma questo non significa che nell'affrontarla non abbiamo consapevolezza che ci sono altri 100.000 problemi. Quindi oggi siamo in una trasmissione che discute, no, di una proposta di legge che può essere interessante per chi poi ha vissuto come me, no, la chiusura di un centro grazie ad una legge sbagliata che c'è prima di questa proposta di legge, che faceva sì che campi di pannocchie diventassero improvvisamente centri commerciali. Quindi credo che la discussione di questa sera sia tanto importante quanto sarebbe importante occuparsi dei problemi che il Signore ha detto, però non è che non farlo in questo momento significhi che non c'è consapevolezza di quello che c'è fuori. Però ecco, è questo anche anche per però è anche vero che tutto si lega, nel senso che qua abbiamo discusso, noi abbiamo il servizio che abbiamo visto in apertura parlava di un bicchiere mezzo pieno, Monti si è vantato del bicchiere mezzo pieno che è anche mezzo vuoto a seconda di come lo si guarda. Il problema è che ci vuole un bicchiere intero e che la metà che manca è la metà che dovrebbe portare più soldi, non moltissimo, ma insomma qualcosa anche nelle tasche del cittadino. È chiaro che è un argomento a cui l'argomento dello sviluppo, in cui un pezzettino è anche dato potrebbe essere dato alle condizioni che venivano anche ricordate prima, anche da questa legge, così come un pezzettino è dato da un riordino del nostro sistema produttivo industriale, così come un altro pezzettino potrebbe essere dato da un riordino del nostro sistema fiscale, ma tutto fa parte di un pacchetto più grande che noi purtroppo dobbiamo ricostruire, perché in questi anni noi abbiamo, per riempire quella metà di bicchiere che adesso abbiamo mezzo pieno, in realtà abbiamo depresso l'economia, i consumi, i redditi delle famiglie in un modo evidentemente a questo punto insostenibile. Adesso bisogna iniziare a provare a riempire l'altra metà di bicchiere. E tenendo conto, scusa, insisto su questo fatto, che attività come il commercio e il turismo richiedono per definizione un ruolo intelligente del pubblico, anche dal punto di vista dello sveltimento dei servizi, dello snellimento delle procedure, delle capacità di indirizzo. Poi adesso, alla fine, diciamo, se vogliamo anche vedere la legge, laddove si parla dei distretti commerciali, la sperimentazione dei distretti del commercio
non funziona se non c'è una collaborazione pubblico-privato, quindi che anche il pubblico che riunisca i commercianti, perfino i privati cittadini, sono stati fatti degli esempi, li abbiamo approfonditi in commissione, può essere una cosa interessante, ma ripeto, qua ci vuole anche un senso civico da parte di chi amministra la cosa pubblica che punti a vedere le attività economiche in sinergia e creare delle condizioni favorevoli a chi intraprende e anche a chi lavora in questi luoghi, perché a volte ci dimentichiamo che l'attività economica non è fatta solo dall'imprenditore, è fatta anche dagli uomini e dalle donne che concorrono con lui al successo. Consigliere, che queste sono materie che purtroppo non sono di competenza né dei comuni né delle province, perché per quanto riguarda commercio e turismo chi può legiferare, chi può, e quindi noi vorremmo tanto poter ma lì si mette in campo l'urbanismo. Ma adesso ne parliamo subito. Presidente, mandate un parere forte, vedrete che il vostro parere non sarà accantonato. Allora, questo è il suggerimento, ne torniamo su questo discorso. Pubblicità, poi torniamo insieme. Pubblicità. Vedo il ruolo dei comuni. Eccoci qua, siamo ritornati. No, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera. Da dove chiama? Io la chiamo da Trieste. Prego. No, stavo ascoltando la questione di commercio e turismo e legislazione relativa che viene fatta dalla Regione. Credo che sia improprio che la Regione si metta a fare leggi sul commercio e turismo, che è una libera attività che ha bisogno di massimo della libertà del movimento. Ma voglio chiarire che per il turismo, per esempio, faccio un caso, visto che c'è una signora lì che di San Donato di Piave, a suo tempo colui il quale scrisse il piano regolatore di Caorle, ed era l'architetto Comer, disse questo, che si può fare del turismo in modo intelligente avendo la possibilità di far frequentare gli alberghi lungo la costa non soltanto durante i 3-4 mesi estivi, ma tutti i 12 mesi dell'anno, mettendo gli impianti di riscaldamento. Perché se qualcuno ha detto Anson viene giù dal Baltico o dal Mare del Nord e non ha il sole tutto l'anno, come capita da queste parti, ha interesse non di andare in acqua, ma di andare a prendersi il sole. Non serve che vada fino a Napoli o che vada in Sicilia, si può fermare benissimo nel Veneto se c'è una struttura. Invece queste strutture lavorano 4 mesi, quindi gli alberghi possono lavorare anche 12 mesi. E questo è il punto, fare la stagione piena, cioè una stagione che dura 12 mesi tutto l'anno. Questa attività, questo dico del turismo, senza dimenticare che anni fa a Venezia l'associazione albergatori diceva che una buona stagione per un albergo era di fare il 60% di media di presenza di turisti per guadagnare il 29% del valore dell'albergo. Cioè un albergo a Venezia si pagava in 3 anni e mezzo. Questa era la teoria di Vismara, direttore dell'AVA, Associazione Veneziana Albergatori. Dico, qua parliamo di cose vere, non cose finte, perché Venezia è lì fuori dalla porta, lo conoscono tutti. E poi secondo me la grande crisi del commercio è determinata dal fatto che siamo passati dalla concorrenza semplice, domanda e offerta, dal negozietto al negozio con i prezzi fissi. Perché tutti i supermercati vendono a prezzo fisso. Non è vero. Non si può trattare quando si va a comprare 3 litri d'olio se posso pagare di meno lo sconto, devo pagare quello che è scritto. Non esiste più la trattativa tra chi compra e chi vende. Lì sono tutti prezzi fissi, che è la negazione assoluta della libera concorrenza. Se io vado a comprare un'automobile e posso trattare il prezzo, se vado a comprare compro i panettoni o compro per esempio una confezione di bresaola che costa 30 euro al chilo o 40, non è che mi posso far lo sconto, perché la cassiera non può fare lo sconto, il direttore non fa sconti e l'azienda non fa sconti. Spostandomi dal settore alimentare al settore dei TV e certo, ma questo neanche. Il margine era comunque molto basso. Se uno va a comprarsi un televisore non può discutere il prezzo, mentre se vado in un piccolo negozio che vende televisori, lì il prezzo posso trattarlo. Questo è il vizio. I grandi centri commerciali, se sono tanti piccoli negozi, sì, ma che il centro commerciale sia il posto dove si paga tutto come sta e giace, senza nessuna discussione, che non si possa trattare il prezzo. È contro il senso del principio, perché in borsa si compra e si vende sulla domanda e sull'offerta. Qui l'offerta viene stabilita a prezzo fisso e quindi la domanda non esiste più, la domanda deve subire, cioè il consumatore deve comprare comunque al prezzo che è stabilito dal venditore. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, questo non è liberismo, questo è dirigismo puro.
Quindi siamo in pieno dirigismo, monopolio. altro che socialismo, fa sorridere pensando al fondatore del sistema economico, che è quello che era di Saint-Simon. Saint-Simon ha già fatto tutto. Il Presidente del Consiglio che abbiamo in questo paese oggi, Monti, non è liberista, lui è saint-simoniano, dove il banchiere conta e tutte le imprese contano. Se uno parla deve andare a lavorare e sta zitto, come ha detto la Fornero. I lavoratori il lavoro se lo devono meritare, non hanno diritto al lavoro, è così. Questo è questo. Grazie del suo intervento, grazie molte, buona serata. Sì, ma guardate che il liberismo, che se fosse vero quello che dice il signore, perché gli alberghi non stanno aperti 12 mesi? Perché il mercato è deciso così. E allora di cosa discutiamo? Poi è un'idea secondo me molto stravagante quella di pensare che commercio e turismo possano essere esercitati in assenza di regole, così come è stravagante l'idea che il mercato non abbia regole. Se c'è una costruzione artificiosa che ha bisogno di regole per premiare i bravi imprenditori, è proprio il mercato, dove c'è bisogno non di regole di dettaglio, ma di regole generali che facciano sì che il bravo imprenditore riesca a concorrere senza essere messo nella condizione di uscire dal mercato proprio per l'assenza di regole. Certo. Cioè, io poi mi permetto di dire questa discussione mi pare veramente Einaudi antica. Diceva che non è la quantità della regola, è la qualità della regola. Le regole ci vogliono, dipende da che regole. Chiedetelo agli imprenditori, quelli che ci mettono un sacco di pila che per concorrere all'estero, se non hanno bisogno di sapere quali sono le regole. Chiedete a chi si aggiudica o perde le aste perché il concorrente non rispetta il contratto, non rispetta le norme di legge o arriva addirittura con forme di non chiarissimo trasparenza a fare delle offerte che vanno scandalosamente al ribasso e un imprenditore ti dice io non posso neanche concorrere in queste condizioni. Però vede, anche là io faccio sempre esempi nella mia realtà. Io sono vicina a Jesolo, che è tra le spiagge più importanti d'Italia, che ha una capacità ricettiva che è enorme, che potrebbe soddisfare di tutto e di più, che come dice il signore ha il problema di lavorare solo nella stagionalità. Però che cosa è accaduto? Che a 20 chilometri è stato permesso di costruire alberghi per un numero di camere che oggi porta quel comune a dire che sono una località d'arte e turistica, perché poi noi viviamo sempre in una realtà che il numero delle camere trasforma in una città d'arte, in una città turistica. Allora io dico, ma era mai possibile che se a 20 chilometri di distanza tu hai una capacità ricettiva tale che avrebbe bisogno di lavorare 12 mesi all'anno anziché 3 mesi, sei andato a creare altri 900 e rotti posti letto? Ma chi ha dato questa possibilità? Chi ha dato questa possibilità? No, adesso non possiamo dare tutta la responsabilità. Il piano regolatore che a sua volta era stato approvato dalla regione. Ecco, allora queste sono le contraddizioni. Allora adesso è chiaro che la battaglia è tra chi? Tra rubarsi i posti letto. Allora c'è chi si permette di fare una camera che costa meno che non nei paesi dell'est. Allora fa i ribassi. Ed è chiaro che una realtà come Jesolo non può permettersi di tenere aperta una struttura alberghiera perché lavora con la gita, voglio dire, o col convegno X o con la manifestazione sportiva. Gli alberghi costano tenuti aperti, hanno un costo di personale, di servizi, quindi devono rimanere aperti secondo una programmazione, altrimenti vanno sotto, voglio dire, quello che è il minimo indispensabile per garantire poi anche gli stessi stipendi ai lavoratori. Allora, è come quello che si diceva prima, si fa l'errore e poi si torna indietro. Quindi noi adesso abbiamo, quando tu vai, tante realtà che sono chiuse, che costituiscono quindi degrado, per errori di carattere legislativo. Quindi è un errore di carattere. Abbiamo visto l'outlet quanti danni produce. Cioè, quello che perché sta dicendo il sindaco è che le ricadute negative di insediamenti come questi non sono solo legati al fatto economico, ma anche ad esempio a ricadute così significative e pesanti sul sistema turistico. Poi c'è una evasione anche lì molto significativa di persone, di turisti che si spostano dalle località balneari, diciamo, all'outlet. E questo ovviamente sottrae alle imprese che sono presenti del commercio
di quelle aree delle opportunità che ovviamente perdono. Per tornare un po' invece... No, voglio solo dirti che su Veneto City e su Motor City noi, il Partito Democratico, ci siamo opposti, no, che non venga fuori che dopo li abbiamo promossi noi questi tipi di insediamenti. No, ma questo voglio perché dire, qualcun altro che ha fatto perché... intendere che si potessero fare i Gran Premi automobilistici in provincia di Verona o una città nuova commerciale. Il nostro giudizio è il giudizio che ha espresso in modo articolato il sindaco prima, e cioè noi abbiamo sempre avuto un giudizio molto negativo sulla legge che è ancora attuale, che programma il commercio in questo nostro Veneto, perché ha provocato tutte queste cose e adesso bisogna lavorare per pensare al futuro di questo nostro Veneto, no? E dobbiamo partire da quei principi che dicono basta consumo del territorio da una parte e riqualifichiamo le città, sapendo che avremo un problema di recupero anche di quei tanti contenitori che nel tempo si svuoteranno e dovranno essere riconvertiti. Senza contare che noi siamo la prima provincia in Italia per presenze turistiche e che quindi dovremo lavorare moltissimo in questo settore. E la prima regione anche. Ecco, e dobbiamo riflettere su una cosa, che quando un turista viene qua e che abbiamo anche un'offerta di servizi che ci qualifica, voglio dire, no? Ecco, perché... che quando un turista viene qua e tu lo metti in una struttura ricettiva che poi attorno non ha servizi di supporto, squalifichi anche tutto il territorio, che invece è un territorio che ha tante e tali ricchezze che lo rende unico, ma unico al mondo. Allora, invece di lavorare su un sistema di rete e sinergia, lavoriamo su tanti campanili perché ognuno deve avere qualcosa per qualificarsi, senza rendersi conto che non è supportato da tutto un sistema che dà qualità al turista. Oggi non abbiamo più il turista che viene qua e che si accontenta di andare a prendere il sole o di vedere San Marco. I dati che noi abbiamo è che oggi un turista si ferma massimo 2 giorni a Venezia e che quindi quello che tu oggi devi proporre è tutto l'internet, tutto quello che sta attorno. Perché la nostra ricchezza sarà questo. Quindi voglio dire, però non possiamo pensare che un albergo faccia una città. Un albergo fa un albergo che rischierà di diventare vuoto. Questo significa che bisogna lavorare per recuperare quello però che non bisogna più far malanni. Quello che abbiamo vissuto. Però c'è un invito che bisogna fare appunto raccogliendo anche l'invito che faceva il consigliere ai sindaci e ai presidenti di provincia, cioè che esprimano questo parere se devono esprimerlo, perché noi non ci possiamo permettere di andare oltre il 31-12, perché dopo il 31-12 allora lì siamo nella liberalizzazione totale e non ci sono più regole, per cui è meglio, io sono dell'idea che in questo momento è meglio una legge, anche se non ci convince fino alla fine, che poi si può sempre emendare e nel tempo si può anche modificare, che però intanto metta delle regole certe, perché altrimenti i problemi sono tutti lì. Io credo di non dover dimostrare a nessuno il senso istituzionale che ho in commissione, pur essendo di minoranza. Però voglio farvi osservare che qua c'è scritto disegno di legge di iniziativa della Giunta approvato il 2 ottobre 2012. A un anno dal convegno di Verona in cui si erano discusse le linee generali. 2 ottobre 2012 vuol dire che ci sono a malapena 3 mesi, sapendo che in mezzo ci sono anche i sabati e le domeniche e sapendo che alla fine dell'anno noi abbiamo approvato adesso, per negligenza della Giunta, come si dice, il bilancio, la sistemazione del bilancio l'assestamento di bilancio del 2012. Dobbiamo ancora cominciare, mentre lo statuto prevederebbe il bilancio delle previsioni del 2013, abbiamo una normativa sulle province, abbiamo da recepire la normativa sui costi della politica del decreto di legge 174 che viene approvato, abbiamo un intasamento istituzionale. Allora la Giunta... Chiedo scusa, non a caso si è intersecato col turismo. Il turismo è stato in sonnolenza per 18 mesi dopo la presentazione da parte dell'assessore Finotti in commissione. Allora io mi prendo tutte le responsabilità da consigliere, ma l'educazione civica insegna che l'impulso legislativo dovrebbe venire da chi governa e il Consiglio poi discute e legifera. Ma se chi governa ci presenta e poi ci dice dovete fare in fretta
Faccio osservare un'altra cosa, che nei momenti tecnici di approfondimento, lo sanno sia l'assessore che la sua struttura, gli unici consiglieri a dialogare con questo progetto di legge erano quelli di minoranza, che si interessavano di capire che cosa succede. Allora io la responsabilità me la prendo tutta. Io mi rivolgo a te, Roberto, perché sei ma qui, per carità, ma voglio dire, so bene che il lavoro ma forse l'ha riconosciuto questo. Torniamo su questo discorso un attimo, solo abbiate pazienza, c'è la pubblicità, un attimo, pubblicità. Allora, siamo arrivati alla chiusa un po' della situazione. Il problema è questo, così i nostri telespettatori capiscono bene la situazione. Questa nuova legge è importantissima perché altrimenti dal 1° gennaio, come sottolineava anche Franceschi, si entra in una fase di moratoria. No, della moratoria, liberalizzazione, potrebbe succedere il disastro praticamente. Tutto quello, i buoni principi che sono stati discussi, le obiezioni che giustamente ha posto Francesca Zaccariotto, tanto come sindaco quanto presidente di provincia, o vedremo quello che succederà, verrebbe tutto meno, e le problematiche sollevate, perché si entra in questa situazione. Ma i tempi ci sono, consigliere, che quello che voglio sapere, no, perché siamo troppo stretti. No, guardi, noi abbiamo più che fare commissione 2 volte alla settimana, non possiamo fare. Noi adesso abbiamo commissione ancora giovedì, avevamo chiesto lunedì di andare con la commissione fino alle 5, non ci è stato accordato perché c'è sovrapposizione anche con altri lavori. Purtroppo quando si presenta il disegno di legge all'inizio di ottobre si possono fare, e vi prego di credere, lo dico ufficialmente, le obiezioni sulla legge noi le abbiamo fatte di merito, ma non abbiamo fatto nessun tipo di ostruzionismo per impedire che la legge vada avanti, perché la legge 30 è figlia anche della nostra discussione, e ci siamo permessi di dire all'assessore: provi a pensare se non si può prorogare, anche se è difficile, quel termine sulla moratoria previsto dall'articolo 4 della legge 30 del 2011, e intanto guadagniamo il tempo per fare questa legge, perché nei 7 consigli, mi pare che oggi, io non sono dei capigruppo, ma mi hanno detto che hanno convocato 19, 20, 21, 22, poi a Natale chiudiamo anche noi come gli esercizi commerciali e facciamo 27, 28, 29, ma arrivano in consiglio provvedimenti importanti che non possono essere trascurati. Faccio osservare, permettetemi polemicamente, che un giorno intero l'abbiamo perso per discutere di una roba inutile come il referendum sull'indipendenza del Veneto, che i giuristi hanno dichiarato essere improponibile. Unica volta in cui Zaia è stato in consiglio dalla mattina alla sera. Certo. No, dico io però che non ci possiamo assolutamente permettere di arrivare il 1° gennaio senza una legge, quindi io capisco, anche noi su questa legge che è arrivata in tempi insomma molto brevi dalla scadenza abbiamo espresso un parere positivo e abbiamo accolto un po' tutto, molto perché abbiamo condiviso e partecipato alla costruzione di questa legge, ma anche nella consapevolezza che se cominciavamo a metterci di traverso a fare grandi osservazioni, il rischio era che la legge non veniva approvata. Quindi l'invito che io faccio ai consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, ma lo faccio anche ai rappresentanti dell'ANCI e ai rappresentanti della provincia, che adesso questa legge la dobbiamo approvare così com'è. Perché se non la approviamo così com'è, dal 1° gennaio ognuno fa quello che vuole, e questo significa un grande disastro per la nostra regione, e i danni che si anche per l'economia, e i danni che possono venire avanti, guardate, che sono molto maggiori da una legge, anche se non può piacere nella sua totalità. Per esempio, ognuno fa quello che vuole, cioè ogni imprenditore è libero di chiedere un'autorizzazione e di aprire L'articolo 4 della legge 30 diceva che fino ad un anno dall'approvazione della legge, comunque entro il 31/12/2012, erano bloccate le realizzazioni di tutte le strutture di grande distribuzione, anche quelle già autorizzate. Quindi questa moratoria cessa il 31/12/2012. Quindi è chiaro che l'introduzione della legge è interesse di tutti. Quindi io ribadisco che noi non abbiamo nessun atteggiamento ostruzionistico, però bene. Chiediamo che vengano rispettate le prerogative del Consiglio e ad esempio, per dire la buona fede assoluta, noi non è che ci siamo messi di traverso dicendo come potremmo,
che l'articolo 19 dello Statuto dice che la facoltà regolamentare spetta al Consiglio salvo. Abbiamo detto almeno alla Giunta, accompagnate questo articolo 4 dove c'è scritto regolamento con uno schema, in modo che si sappia che cosa avete nel cervello, ammesso che abbiate un'ipotesi. Perché sennò voi chiedete una delega che non è prevista dallo Statuto, di fare una legge delega, perché noi introduciamo qua in modo strisciante l'idea che facciamo delle leggi cornice e poi la Regione, attraverso le sue decisioni con la Giunta, fa le leggi delega, e anche le leggi delega, laddove sono consentite dallo Stato, possono essere impugnate per eccesso di delega, perché tu non hai realizzato quello che la legge delega originale prevedeva. Quindi vedete che non c'è nessuna malafede, però che la maggioranza faccia quello che deve. Battuta di chiusura alla Chin e poi chiudiamo con Francesca Zaccariotto. Chiaramente, come si diceva, è vero, ci sono delle parti della legge sulle quali viene demandata alla Giunta, e anzi sono le parti fondamentali, perché poi la legge è fatta di grandi titoli. Però è anche vero che la mela non può cadere tanto distante dall'albero. Quei titoli in qualche maniera tratteggiano un futuro, può anche marcire sull'albero, può anche marcire, può anche cadere molto lontano, può anche rotolare lontano, ma diciamo che grosso modo quei titoli, per quanto riguarda le esperienze internazionali, per quanto riguarda quello che si è visto, significano già qualche cosa, e quindi è importante capire che questa grande trasformazione, che è anche una trasformazione culturale, che dovrà essere capita e recepita non tanto dal regolamento, quanto io condivido, quanto da chi la dovrà applicare, cioè dai sindaci, dagli assessori dell'urbanistica del territorio, da tutti coloro che si dovranno attivare per rendere viva quella legge. Io credo che ci siamo abbastanza, insomma. Poi se si tratta di aggiustamenti, questi potrebbero anche venire, e credo che poi anche nella fase regolamentare il Consiglio, sebbene sia delega della Giunta, potrà dire intervenire. Presidente. Sì, io credo che anche questa sera abbiamo avuto un esempio che si sta discutendo di quanto avevamo già discusso anni addietro. Allora oggi si può solo cercare di bloccare una situazione che rischia di degenerare, perché i malanni fatti sono stati compiuti. Allora io credo che ci voglia un senso di responsabilità, permettere che questa situazione si blocchi e poi con le esperienze che ci sono cominciare a riordinare il tutto attraverso un'assoluta, io sono d'accordo col consigliere regionale, i comuni non possono essere lasciati fuori da questo processo di cambiamento, perché sono i primi che hanno l'esatta percezione dei guai che sono avvenuti nel proprio territorio, ma non solo in materia urbanistica, ma anche in materia ambientale, in materia viaria, in materia di servizi, sotto tutti i punti di vista. Allora io credo che però bisognerebbe che anche da parte della Regione il parere dei comuni fosse condizione perché una legge venga o non venga approvata, perché altrimenti si rischia che i comuni continuano a fare quello che hanno fatto, la Regione continua a legiferare e a rilasciare permessi come ha fatto, e anche le province hanno dimostrato fino a questo momento che da quando hanno avuto la competenza in materia di urbanistica sono riusciti ad affrontare il problema dei piani regolatori, oggi chiamati PAT, con efficienza, con tempismo, che risponde a quelle che sono le esigenze di un territorio, perché noi non possiamo in un momento di crisi permettersi di dare delle risposte dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni dalle richieste, perché ormai il soggetto interessato si sposta in un'altra realtà, quindi viviamo in un paese che è complicato, che è pieno di burocrazia, almeno sforziamoci di accorciare i tempi, e i tempi per essere accorciati dipendono unicamente dalla nostra volontà e dalla nostra anche sinergia, e quindi da un lavoro che non può prescindere dal mettere insieme le varie realtà istituzionali. Perfetto, grazie anche a lei Presidente. In chiusura proprio non abbiamo avuto il tempo, lo tratteremo magari in un'altra occasione, magari all'ora del pranzo con Maurizio Franceschi. Per fortuna alcune grandi distribuzioni hanno deciso di chiudere a Natale e il 26, anche la Cittadella tra l'altro adiacente non ha deciso questo naturalmente con gioia di molte famiglie e dei lavoratori, con soddisfazione, però la battaglia non si ferma qua, perché ovviamente le domeniche sono diverse e quindi continuerete su questo versante, giusto? Sì, io invito i telespettatori ad andare a firmare quell'iniziativa di legge popolare Libera la Domenica, proprio per bloccare le aperture domenicali, per evitare
di tenere aperto a Natale e a Pasqua, di riportare le competenze alla Regione e assieme alla Regione decidere qual è il calendario e il numero di aperture che è più utile per il nostro territorio. Perfetto, grazie di averci seguito, come sempre appuntamento domani in diretta alle 12:40, grazie naturalmente ai nostri ospiti e alla vostra partecipazione. Buonanotte.